Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Oggi parliamo di un acquisto che vuole fare il Napoli. Sì, un esterno molto forte, ragazzi, brasiliano. Everton Soares, un giocatore del Gremio, ma è forte, se viene a Napoli, ci fa scipazzo. 24 anni, classe 96, molto giovane, ma già molto affermato al Gremio. Ha collezionato 179 presenze facendo la bellezza di 45 gol. Ragazzi, è esterno, non è nemmeno una prima punta. Figuratevi che ha combinato questo qua. C'ha solo 24 anni. Ma io lo chiamano il Cipollina, ve lo dico proprio in romano. Secondo me c'ha quel capello a cipolla, allora lo chiamano il Cipollina. A parte scherzi, però, molto veloce, forte nel dribbling, uno che vede la porta, infatti lo dicono i numeri. Il fatto sta che la società Napoli, il nostro Napoli, è andata a parlare con il procuratore del giocatore di Everton Soares, gli ha fatto vedere il progetto del Napoli, il quale sono interessati sia praticamente il procuratore del giocatore e lo stesso giocatore. Verrebbe molto volentieri a Napoli il giocatore perché il progetto del Napoli è interessante. Poi sia lui che il procuratore hanno parlato che il Napoli è una squadra che negli ultimi anni fa sempre la Champions, è una squadra che in Europa ci sta sempre. Se andiamo a vedere gli ultimi anni, negli ultimi 10 anni il Napoli è sempre in Europa, la maggior parte in Champions League. Quest'anno mettiamoci in Europa League, ma comunque il fatto sta che il Napoli sarà protagonista anche l'anno prossimo. Everton potrebbe sostituire Callejon, ma parliamo qual è stata l'offerta fatta. 25 milioni ha messo sul piatto il Napoli per andare a acquistare Everton Soares. Il procuratore del giocatore ha detto di parlare direttamente con la società e non con il giocatore. E anche questo, diciamo che il procuratore ha detto che non basterebbero 25 milioni per il giocatore. Sono pochi per la società, cioè accattarsi un giocatore. Dovrebbe almeno cacciare intorno ai 40 milioni per prendere il cartellino di Everton dal Gremio. Perché il procuratore sa il prezzo del cartellino del giocatore che ritiene la società del Gremio. Il Napoli, ora vedremo, parlerà con il Gremio, vedremo che accordi faranno. Insomma, io penso con una cifra intorno ai 35-30, potrebbe tirare un po', il Napoli possa prenderlo. Però attenzione, perché su Everton Soares non c'è solo il nostro Napoli, ma da tanto tempo che lo segue è anche il Milan. Attenzione al Milan, perché la squadra che segue un profilo da tempo, può fare la differenza. Ma il Napoli attualmente mi sento che economicamente e anche a livello di bilancio è favorito sul giocatore. Vedremo. Ci saranno tante cose da vedere. Questo Everton comunque, 45 gol, 179 presenze. Poi ha vinto una Coppa Libertadores, stesso con il Gremio, e poi ha vinto anche una Re Sudamericana. Che vuol dire più? C'ha solo 24 anni e già fatto un casino questo qua. Cioè, immaginate il Cipollina nel Napoli. Lo fa sparare il Cipollo veramente, ci fa andare fuori di testa. Ma speriamo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Everton Soares con questa maglia qua, la maglia del Napoli. Lasciate tanti mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se Everton, non l'Everton quella che gioca in Premier League, ma Everton Soares, venisse a Napoli, sparate il Cipollo pure voi, come il Cipollina? Buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87, lasciatevi schizzoni, forza Napoles!